Allora era giugno, se non sbaglio, del 2022, quindi sono passati praticamente 2 anni e 6 mesi. Allora, tra l'altro questo iter è iniziato molto prima perché già la regione si era interessata, perché per la discarica di Valdario, la ex discarica Valdario, c'era una procedura di infrazione dell'Unione Europea verso l'Italia, in cui si pagava una multa di 500 euro all'anno di sanzione. Tra l'altro questa sanzione una volta era arrivata anche al comune di Chioggia ed era praticamente pagata perché lo Stato diciamo, defalcava quei 500 euro dai trasferimenti dallo Stato al comune. Poi quella cosa era stata parzialmente sistemata, abbiamo questa memoria perché appunto era iniziato l'iter per vedere di bonificare questa benedetta diciamo ex discarica. Quindi sono stati stanziati almeno 35 milioni di euro. Durante quella commissione era presente anche l'assessore regionale Marcato, in cui anche lì il sindaco, siamo bravi, siamo belli, la filiera, Chioggia, la regione, l'Italia, Veneto, l'Europa, il mondo, Marte, eccetera, eccetera. Era quasi come Elon Musk all'inaugurazione del governo Trump. E però da allora praticamente siamo fermi totali. Allora è vero che cosa è successo? Che hanno fatto delle prove, tutto quanto, e si sono accorti che purtroppo c'è molto più, oh signore, mi sfugge la parola, sono anziano, amianto, c'è molto più amianto di quello che si aspettavano, e quindi il procedimento per la bonifica ha avuto un aumento di costi molto importante. Di là si è fermato tutto l'iter, quindi doveva essere bonificata in tempo breve, quindi dopo la bonifica si poteva fare un parco, si poteva allargare la zona del porto, anche se il porto non sta lavorando, e questo è un altro discorso, parliamo a parte, magari si poteva fare una centrale nucleare, magari, sa, vabbè, scusate la provocazione. Comunque praticamente siamo fermi. Allora io capisco che c'è un problema tecnico, per fare questa maggiore bonifica di amianto costa molto di più, quindi se ci sono i soldi la facciamo, se no non possiamo farla. L'azienda che ha vinto il bando ovviamente non può fare una cosa sapendo già di rimetterci, questo qua è pacifico. Apro e chiudo una parentesi, mi piacerebbe capire da dove tira fuori quei 99 milioni il nostro carissimo sindaco per la cittadella dello sport, quando mancano i soldi per fare questo lavoro qua. Comunque chiudiamo la parentesi. Però, ancora una volta però, se voi passate per via Maestri del Lavoro noterete che ormai da mesi quel capannone, che credo che abbia un certo costo, sta volando a pezzi. Prima c'è stato un pezzo, poi un altro pezzo, adesso sta andando a pezzo completamente. Ci saranno anche dei macchinari all'interno, perché ci hanno messo, oltre diciamo, alla protezione per non spargere l'amianto anche delle persone, hanno detto abbiamo fatto un procedimento eccezionale, quella volta che c'era questa conferenza stampa in sala consigliare, vi metterò il link. Ecco, allora, visto che comunque di questi 35 milioni presumo che un acconto ve l'abbiano dato, sarebbe opportuno chiudere almeno quelle parti prima che il vento se lo porta via tutto quanto. E ringraziamo sempre il sindaco, che sicuramente con la sua preparazione e capacità riuscirà a risolvere anche questo problema. Magari qualcuno ha detto quando non avremo più i denti, ma speriamo, magari